Noi il federalismo non lo vogliamo, noi di IRS. Noi non vogliamo il federalismo perché noi non riconosciamo la nazione italiana come nostra. Noi sappiamo che abbiamo la nostra nazione e noi vogliamo un nostro Stato completo, totale. Se di federalismo vogliono parlare Pietrino Sodule, va benissimo, come appunto quelli della Lega fanno i loro interessi in Sardegna, loro possono parlare di federalismo. Noi non lo vogliamo il federalismo, noi continuiamo a ripetere, noi vogliamo l'indipendenza, vogliamo costruire una repubblica sarda indipendente semplicemente perché con l'Italia ci siamo rimasti 150 anni affratellati, non è che noi siamo dentro lo Stato italiano da una vita. Ci siamo 150 anni e se ci siamo 150 anni probabilmente dall'anno prossimo possiamo iniziare a dire che noi abbiamo il nostro Stato sardo indipendente. Cioè, la storia si evolve, noi stiamo cercando una strada che non è più quella di stare uniti e vicini a quello Stato. E non solo perché sta andando in malora, attenzione, perché molti pensano che il nostro sia così una sorta di scappatoia, siccome l'Italia sta affondando, allora pensiamo all'indipendenza. No. Noi infatti perché non la riconosciamo l'autonomia? Perché l'autonomia, proprio nel suo prologo, diciamo così, dice che noi pretendiamo, esigiamo, è perché noi ci riteniamo noi sardi uguali per lingua, per civiltà, per economia, per storia all'Italia. Ma quando mai? Cioè noi possiamo pensare di pretendere che quel documento firmato nel 1947, in un travaglio politico, eccetera, che non stiamo lì a raccontare, mi possa oggi a me rappresentare. Se molti sardi non sanno ancora di appartenere ad un'altra nazione, ma sono sicuramente certi che non siamo accomunati agli italiani per lingua, cultura, civiltà, economia e via dicendo. Almeno quello per fortuna ci siamo arrivati. Ma se le premesse di quello statuto lì sono queste, è perché sono figlie di una storia del dopoguerra e via dicendo. Ma noi, dopo 60 anni, ma non solo non le sottoscriviamo, ma di statuto ne vogliamo proprio scrivere un altro, che possiamo farlo anche già da subito, insieme anche a questi signori, iniziare a creare uno statuto nuovo, perché 60 anni sono molti, è successo di tutto nel mondo, noi siamo ancora qui con questa cosa, iniziamo a scriverne un altro, che parli di nazione, di sovranità del popolo sardo e via dicendo, fino ad arrivare poi a quello che sarà la nostra Costituzione. IRS, Indipendenza Repubblica de Sardegna, è un movimento politico indipendentista non violento. Questa non violenza ha creato subito una rottura con quello che era il cliché forse classico dell'indipendentista, che per raggiungere l'indipendenza usava tutti i mezzi, anche la lotta armata. Quindi con questo principio IRS ha voluto sancire una rottura con questo cliché, anche per affermare che per IRS il fine sono i mezzi. Non può esistere che io raggiungerò l'indipendenza e allora mi comporterò correttamente, sarò non violento, rispettoso di tutti, però fino all'indipendenza, insomma, qualsiasi mezzo è lecito. No, io comincio già ora, col mio modo di agire indipendentista non violento, a costruire questa Repubblica, già da adesso. E questo mi aiuta e mi accompagna nel pensiero che poi l'indipendenza politica, quando arriverà, sarà un passaggio naturale. Perché saremo già riconosciuti come un popolo, una nazione che ha diritto all'autodeterminazione e che vive già il suo status di nazione e vive già il suo vivere sovrano su questa terra. E allora l'indipendenza politica sarà solo stappare lo spumante e fare la festa. Grazie a tutti. Non ci sta facendo vivere nessuno ci campa, perché noi la mattina andiamo a lavorare, tutti quanti, giovani, anziani che hanno già lavorato e che hanno la pensione. I sardi hanno costruito questa realtà da loro. Magari abbiamo delle criticità che sono frutto del nostro rapporto con lo Stato italiano, ma soprattutto della nostra colonizzazione dell'immaginario. Una delle grandi malattie che IRS ha cercato sempre di combattere è il fatalismo dei sardi. L'idea dei sardi che questa terra non può fare da sola, che questa terra c'ha qualcun altro che fa per lei, e poi andiamo a vederci i dati, studiamo e vediamo che poi in fondo proprio così non è, anzi è l'esatto opposto.
No? L'interesse nazionale dello Stato italiano è diverso dall'interesse nazionale della futura Repubblica di Sardegna e del popolo sardo. Cosa significa? Che noi, le poche cose che ci abbiamo, le abbiamo fatte noi, non le ha fatte nessuno. Non le fa il ministro delle infrastrutture che viene qua a inaugurare 5 km di 131. L'ultimo ministro dei trasporti che abbiamo visto in Sardegna è Antonio Di Pietro, che venne a inaugurare quei 5 km di 131 a San Luri. Questo è quello che fa lo Stato italiano. Noi dobbiamo iniziare a lavorare, IRS lavora su questo, a decolonizzare l'immaginario. L'immaginario dei sardi deve essere decolonizzato, e la speranza, la fiducia nel fare quotidiano, che non è tornare a mangiare cipolle, ma è migliorare la qualità della vita di questa terra e della gente che ci vive, migliorare la vita di quelle comunità, migliorarla di tutte quelle 378 comunità, facendo in modo che ne nascano anche altre. E le risorse di questo territorio, di questa provincia, di questa regione, noi le conosciamo bene e sappiamo quali sono le risorse su cui dobbiamo puntare in questo territorio, no? Questa è la risposta che volevo. Ogni volta che ciascuno di noi parla con persone che si stanno avvicinando all'indipendentismo, la prima delle obiezioni è sempre quella: ma non sarebbe meglio iniziare sfruttando appieno tutte le possibilità che offre l'autonomia? Ora, io le dico, l'autonomia sfruttata al 100% rimane una sudditanza per un motivo molto semplice, perché riconosce un rapporto di subalternità. Alcune cose possono essere gestite in autonomia, ma altre cose, che sono cose fondamentali per la nostra crescita, noi non potremo mai gestirle autonomamente in un rapporto di autonomia con lo Stato italiano. Per essere padroni di scelte importanti a noi serve l'indipendenza. Mettiamo il caso delle scelte energetiche. La Sardegna potrebbe decidere di sua propria testa, mettiamo che domani Ugo Capellacci si sveglia e decide che la Sardegna farà solo solare. Ma lo Stato italiano ha un'idea diversa in questo momento e ha deciso che lo sviluppo energetico dell'Italia passa per il nucleare. Ugo Capellacci ha detto: mai in Sardegna, piuttosto dovranno passare sul mio corpo e mi incatenerò. L'ha detto, L'ha detto. Ok. Dopo che si è incatenato e dopo che sono passati sul suo corpo, stabiliscono che Cirras diventa territorio militare dello Stato italiano e la centrale ce la costruiscono lo stesso, anche col massimo dell'autonomia spinta fino alla quinta marcia. Restiamo comunque sudditi, perché giustamente, ha detto Francisco, l'interesse dello Stato italiano e l'interesse della nazione sarda non sono lo stesso interesse. Possono sembrarlo, ma nel momento in cui si entra in conflitto, indovinate quale vince? Io voglio ribaltare questo rapporto. Non deve più esistere. Ogni volta che qualcuno mi dice ma dobbiamo prima potenziare l'autonomia e passare attraverso l'autonomia, io dico no, io voglio essere libera, non voglio essere un po' meno serva.